Il relatore di oggi ve lo presento rapidamente. Giovanni Salmistrari appartiene a una famiglia che ha dato il via a una ditta artigianale di costruzioni e restauri nel 1905 e ha lavorato per la realizzazione di alcune grandi opere dal 1905 a oggi. L'Istituto delle Suore Canossiane a Giudecca, la realizzazione del ponte translagunare, il ponte della Libertà, nel passato, più recentemente alcuni edifici monumentali di grandissimo impatto del tipo il convento dei Crociferi, per farne uno studentato dei Gesuiti che tutti conoscete, le gallerie dell'Accademia, lavori importanti all'Arsenale, il ponte dell'Accademia, insomma sono lavori non di poco conto nella struttura cittadina. Il nostro relatore di oggi è amministratore delegato di questa impresa che appunto è nata nel 1905. È architetto, si è laureato all'UIUA e si è specializzato nel restauro. È stato consigliere nominato dal Comune di Venezia in una serie di società pubbliche preposte alla manutenzione della città, per esempio Insula, tutti credo abbiate sentito parlare di Insula. Oggi è presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Venezia, e ha assunto questa responsabilità, credo che sia giusto e corretto sottolinearlo, ponendo il problema della responsabilità civile del costruttore, responsabilità civile nei confronti del committente, che sia esso un committente privato, singolo e piccolo, o che sia l'ente pubblico. E questo mi pare una cosa da non dimenticare. Prima di dargli la parola però abbiamo due piccole sorprese. Una, la presenza di Luca Gentilini, che ringrazio moltissimo perché si è impegnato dall'inizio e con grande capacità organizzativa nei confronti di questo ciclo di lezioni, che vi dirà due parole di saluto se non altro, esattamente che cosa diranno non ci siamo messi d'accordo. E l'altro è la presenza di Guido Iaccarino, che col quale mi scuso perché non era previsto nel programma generale che l'è previsto, perché abbiamo deciso di coinvolgerlo in corsa e quindi non è presente nel programma generale. Guido Iaccarino si occupa del UNISVE, che è un laboratorio artigianale e multifunzionale di restauro. Dal 2001 esiste l'UNISVE e si sforza di mantenere l'arte tradizionale dello stucco veneziano, comunque del trattamento delle superfici lapidee e intonacate o stuccate all'interno degli edifici monumentali o storici e storici, con un restauro conservativo particolarmente accurato. È specializzato nella ristrutturazione di immobili di pregio, nella decorazione e anche questo mi pare un punto assolutamente importante, nel supporto e nell'assistenza tecnica a chi progetta tutto questo, quindi gli architetti, i professionisti, gli architetti, gli ingegneri, chi è incaricato degli interventi di restauro. L'UNISVE da questo punto di vista è un'istituzione preziosa, credo, proprio anche per questo supporto al lavoro. Detto questo, darei la parola quindi a Luca, perché forse è la parola, e poi a Giovanni. Buonasera, ma io vi dico due parole per giustificare, diciamo, la collaborazione tra il gruppo Linea d'Acqua, che io ho fondato 20 anni fa, e l'associazione Progetto Rialto. Sono 2 anni che collaboriamo, abbiamo fatto insieme 2 cicli di conferenze, l'anno scorso una sul libro a Venezia, che ovviamente era affine, diciamo, a quello che fanno le mie aziende, e quest'anno abbiamo insieme deciso di affrontare questo tema che abbiamo denominato Abitare Venezia, che è un grande contenitore. È un anno particolare questo perché ci sono anche le elezioni politiche, ma noi non abbiamo voluto fin dal principio. Abbiamo mantenuto una posizione laica, volutamente laica, e come giustamente ha detto Donatella, qui si tratta di dare le informazioni che spesso sono sostituite dai pregiudizi. Quindi i numeri sono una cosa stupenda e molto, molto trascurata, diciamo. In molti dibattiti politici si parla per come si vorrebbe che le cose fossero, come si immagina che dovrebbero essere, ma
non per come sono davvero. Questa sera, secondo me, è una serata particolarmente interessante, infatti mi piace che il pubblico sia un po' ridotto e sinceramente, visto che sono io che mi occupo della comunicazione di questi eventi, me ne assumo la responsabilità in un certo modo. Ma no, dico, è veramente interessante. Allora, si parla tanto di monocultura turistica, il settore dell'edilizia probabilmente in una città come Venezia, per numeri generati al di fuori della ricettività, eccetera, è probabilmente il settore che produce di più, quindi più impattante al di fuori di quella che è il business core, diciamo, della città. E in più è un settore che è strettamente connesso con le radici culturali della città, quindi perché la conservazione a Venezia è una cosa seria, insomma, quindi loro hanno anche, oltre a produrre, a creare lavoro spesso molto qualificato, che ripeto, al di fuori del core business veneziano, che è quello che in qualche modo tutti vorremmo cercare di limitare a favore di un'economia un po' più equilibrata. La connessione tra l'attività edilizia e le radici culturali della città mi sembrano del tutto evidenti, e anche la responsabilità del settore edile di trasmettere questa eredità al futuro. E un po' questo, secondo me, sarà poi l'argomento principale della serata, perché come parlavamo prima con Giovanni, il problema della manodopera è centrale in tutto questo, perché è quasi spaventoso pensare che tra una generazione, non tra 2000 anni, tra una generazione potremo avere dei seri problemi di manodopera, nel senso che se dobbiamo fare dei restauri, magari abbiamo Giovanni Salmistrari, ma Giovanni Salmistrari non c'ha gli uomini, e quindi è una cosa serissima, secondo me. A me sinceramente mi fa abbastanza angoscia. Questo vale poi per le grandi imprese edili, vale per gli artigiani, perché spesso il passaggio generazionale o non c'è o comunque non è efficiente, eccetera. Quindi è una serata, secondo me, interessante. Peraltro l'invito che è arrivato all'architetto Iaccarino in ritardo è proprio perché a un certo punto, colpevolmente anche qui, tardivamente, ho pensato che il suo caso aziendale fosse particolarmente interessante, perché in realtà dentro le sue scelte aziendali ci sono forse dei sistemi correttivi, diciamo, di questi problemi di cui parleremo questa sera. Quindi lascio la parola adesso prima a Giovanni e grazie. Grazie. Intanto fatemi ringraziare Don Peter, che ci conosciamo da tanti anni, proprio perché sono anche un po' emozionato, la sala mi intimorisce, il tema lezione, poi lezione è un po' tanto, non sono da lezione, mi sono permesso di fare una serie di foto che adesso è il mio collaboratore, perché essendo uomo e muratore più di una cosa alla volta non riesco a fare, o parlo, schiaccio i pulsanti, per cui le foto che gireranno raccontano un po' il mestiere del lavoro edile a Venezia e un po' anche come è cambiato nel tempo. Ovviamente Venezia rappresenta un caso unico, è inutile dirlo, non soltanto per il valore storico ma anche per le condizioni materiali e ambientali su cui si fonda. Tutti voi conoscete le strutture di palazzi e delle abitazioni a Venezia, sono fondate su pali che costipano il terreno, eccetera. Questa condizione ovviamente rende il patrimonio edilizio veneziano molto fragile, molto delicato, e è soggetto a dei degradi dovuti ad esempio al motondoso, ma anche alla presenza di sali nell'aria e quant'altro, a un degrado molto veloce che poi porta a quei temi che abbiamo affrontato all'inizio sull'abitare, nel senso dei costi maggiori che ha una città come Venezia nel restaurare i propri edifici. La data che ha citato la professoressa Calabi prima, della 40 del 66,
è proprio una data cardine di un cambio proprio di idea anche del lavoro edile. Viene, secondo me, nel 66, proprio con la legge speciale, viene capito, forse a livello nazionale sicuramente, ma anche a livello internazionale, l'importanza di salvare Venezia, di salvaguardare Venezia. Poi il discorso si aprirebbe, perché la salvaguardia di Venezia non è solo fisica, ma intanto occupiamoci della parte fisica della città. Pertanto il ruolo della legge speciale è stato fondamentale, ha avuto degli aspetti sicuramente positivi, perché ha dato la possibilità, chi si ricorda negli anni 70-80 Venezia non era messa proprio benissimo, per fortuna la legge speciale con le due forme di finanziamento ai privati, quella che faceva in conto, non in conto capitale, era a fondo perduto tetti e facciate, e in conto capitale il restauro degli appartamenti, ha dato una svolta un po' a una parte della città che ha potuto, c'era un vincolo di 10 anni, però insomma è stato un apporto di denaro abbastanza importante che ha aiutato i privati a sistemare le proprie case. Questo è stato poi una parte dei finanziamenti sono andati anche al pubblico, e ha avuto secondo me anche un fattore un po' negativo, nel senso che le imprese di costruzioni si erano un po' abituate ad avere questo finanziamento pubblico che arrivava abbastanza a pioggia, perché bisogna ammetterlo, Venezia ha avuto dei vantaggi di finanziamenti rispetto alle altre città italiane assolutamente unici. Poi parliamo del Mose che ce l'ha avuti ancora di più. Questi finanziamenti hanno fatto gola anche, si diceva prima, a imprese improvvisate o a imprese di fuori. Mi piace ricordare per esempio un collega romano, non faccio il nome, molti anni fa, quando forse appunto a Venezia non aveva mai lavorato, che un giorno vede una gara del comune di Venezia, poi mi chiama e mi dice: ma io qui cambio, come arrivo? Era a Murano l'isola che doveva fare il lavoro, era abbastanza singolare, ma questo per spiegare che appunto Venezia è talmente particolare che a volte la gente sottovaluta il problema che è stato sottovalutato per molto tempo e che ha creato un po' di problemi. Noi abbiamo reperito con la nostra associazione, abbiamo fatto anni fa un libro appunto di immagini dell'antichità, dove abbiamo trovato varie immagini che ci riportano anche in un certo modo al cambiamento. Mi piace questa immagine che è il cambiamento delle impalcature. Voi vedete un'impalcatura del 1500, poi un'impalcatura che è degli anni del primo dopoguerra, fino ad arrivare a delle impalcature più complesse che per esempio questa è l'impalcatura della Chiesa della Salute. Questo aspetto delle impalcature è strettamente legato a quello che è cambiato il paradigma della sicurezza. La sicurezza in edilizia è un fattore molto importante e molto adesso seguito con giusta attenzione, e ha subito negli anni una trasformazione assoluta, perché si è avuta la coscienza, credo che sia assolutamente doveroso, della formazione e dell'attenzione alla salute delle proprie maestranze, cosa che ovviamente un tempo era molto meno sentita. Queste trasformazioni che continuano a esserci sono trasformazioni nel nostro mestiere che hanno anche degli aspetti che possiamo anche definire di innovazione, quando si parla per esempio della parte dell'intelligenza artificiale e di quello che sono le nuove tecnologie. Qui vedete un esempio del BIM. Il BIM, che è il nuovo sistema di disegno, per farla semplice, building imagine, ma che è nato per le costruzioni industriali all'inizio. Ora trova applicazione anche nel restauro. Io ho portato questa immagine dell'Arena di Verona proprio per dimostrare che il processo di innovazione sta arrivando a dei livelli anche che ci può aiutare anche nel restauro dei nostri
Nonostante tutto, a Venezia il discorso della tradizione delle lavorazioni, che si lega strettamente a quello che poi cercheremo di spiegare sulla manodopera, sulla tradizione delle nostre costruzioni. Noi in questa città siamo ancora molto legati a quello che sono i mattoni, la pietra e tutti questi interventi che sempre di più, come diceva prima Luca, c'è un problema di fondo che è quello del reperimento della manodopera capace ancora, io estremizzo dicendo che tra un po' non avremo più operai capaci di mettere un mattone sopra l'altro, nel senso che questo tipo di lavorazioni, che sono tipiche della nostra città, ma mi viene a dire anche di molti centri storici italiani, si sta perdendo la professionalità e la capacità di eseguire questi lavori. Vero è che ci sono molte tecnologie che stanno aiutando a eseguire i lavori in maniera diversa, però credo che queste nuove tecnologie, materiali nuovi, penso alle resine, penso alle fibre di carbonio, ai micropali in cemento al posto dei pali tradizionali in legno, sono tutte tecniche che sono state introdotte anche per sopperire quello che sono le esigenze di trasformazione degli edifici da uso privato a uso pubblico, e pertanto la normativa ci impone di utilizzare determinate tecnologie, diciamo, moderne per far sì che gli edifici siano efficienti dal punto di vista statico, per esempio, e utilizzando queste nuove tecnologie per far sì che appunto questi edifici possano essere utilizzati con destinazioni d'uso diverse da quelle per cui sono nati. Questo porta, secondo me, a una domanda che dobbiamo porsi tra conservazione e innovazione, nel senso, fino a che punto è corretto ed è possibile intervenire sull'edificio storico senza alternarne l'identità, e quanto è rischioso poi però limitarsi alle tecniche tradizionali in questo processo di trasformazione. Io credo che questo sia, proprio Venezia sia uno dei laboratori dove questo tema tra il nuovo e il passato può essere un punto di studio e di confronto importante. Venendo a quello che dicevi, Donatella, sulla logistica, credo che la logistica è uno degli aspetti più complessi di questa città, c'è poco da fare. Io ho fatto una serie di fotografie dove vedete di immagini, dove la prima, per esempio, immagine è un camion con una grandissima struttura in ferro che viene scaricato all'arsenale. Cioè pensare di portare questa trave in acciaio per fare un'operazione e sbarcarla in arsenale è stata un'avventura, e poi di seguito ne vedete molte altre fino ad arrivare a una che mi è piaciuta in maniera particolare, che è successa poco tempo fa. È stata portata una gru al Palazzo Giovannelli in Strada Nuova. Questo è il pontone che ha portato la gru, che come vedete è praticamente largo tanto quanto il canale, e quando la gru è stata scaricata, il passaggio, vedete qui la gru vicino al ponte, e poi c'è una fotografia, due fotografie affrontano, dove si vede, girano un po', dove si vede che la macchina della gru è a 2 centimetri dalla casa e a 2 centimetri dal ponte e passa dentro questa calle. E credo che questo appunto sia un'immagine molto significativa della difficoltà di utilizzare dei nuovi mezzi per riuscire a essere efficaci, efficienti e veloci nell'esecuzione dei lavori, ma questo è una cosa che a Venezia, quando si parla di logistica, difficoltà e poi ci accusano sempre di chiedere sempre più soldi, ma che serve una tecnologia particolare e una capacità che non è da tutti. La particolarità di Venezia poi è anche un'altra.
Nella foto che segue vedete un operaio in mezzo ai turisti con la carriola, perché anche questo è uno dei temi fondamentali di questa città. Noi ci troviamo a operare in una città che è fortemente abitata, fortemente frequentata, in situazioni molto particolari che questo l'ho trovata tra le foto, ho detto questa va mostrata perché è assolutamente emblematica della situazione. La trasformazione del nostro mestiere, poi c'è anche tutto quello che riguarda appunto la normativa, che non è solo la normativa della sicurezza, per esempio la normativa dell'ambiente. Noi una volta i detriti venivano accumulati in maniera disordinata, senza classificazione, senza suddivisione. Oggi questo non è più possibile, e anche questo crea una trasformazione nei cantieri molto importante, perché essendo nella maggior parte dei casi a Venezia i cantieri dei microcantieri, delle zone di cantiere molto ridotte, anche la separazione dei vari materiali prima di essere portati alla discarica, anche questo comporta un'organizzazione di cantiere che ha le sue problematiche e i suoi costi. La situazione di Venezia tipica, che poi voi la vivete, essendo credo tutti veneziani, perché tanto a Venezia non vengono quelli che non abitano a Venezia, poi ci pone in alcuni casi dei casi estremi, che sono per esempio le problematiche acqua alta, acqua bassa, in particolare acqua bassa, che ci impedisce il trasporto delle merci e a volte costringe il cambio proprio di organizzazione di cantiere, di lavorazione. Non si fa quel giorno quello che si era pensato di fare, perché il canale non è transitabile, sia per l'acqua alta che non passi sotto i ponti, oppure per l'acqua bassa in alcuni casi. Oppure arriviamo nei casi in cui ci troviamo in situazioni tipo questa, dove la calla è talmente stretta che non ci passa nemmeno una carriola, oppure devi fare dei trasporti particolari dentro dei sottoportici, cioè tutte cose che sono assolutamente solo ed esclusivamente tipiche di questa città e del nostro mestiere, che portano dei maggiori costi che non so se alcuni di voi hanno letto un po' di tempo fa in un articolo che ho fatto sul Verdetino, avevo quantificato in maniera molto, se vogliamo, approssimativa, che Venezia ha un costo di circa il 30% per la rottura di carico rispetto a una città di terraferma, e nonostante questo, fatevi fare solo questa piccola polemica, lo Stato italiano prevede di fare un preziario unico per tutte le opere pubbliche in Italia, che va dal Manzanares, dalle Aste alle Piramidi, cioè che non è pensabile per questa città, è una cosa che non trova giustificazione di nessun genere, però queste sono le proposte che vengono fatte a livello governativo sul nostro mestiere. Tornando al tema della frequenza del traffico della nostra città, volevo portarvi come esempio la soluzione che è stata posta quando abbiamo fatto il restauro del Ponte dell'Accademia. Il Ponte dell'Accademia, come tutti sanno, è un ponte molto, molto, molto frequentato, e quando si è posto il problema di restaurarlo, vi era un problema di affrontare tutto il lavoro in maniera unitaria e contemporanea, perché all'interno del ponte, sotto il ponte, ci sono tutti i sottoservizi, e per cui bisognava sostituire dei sottoservizi, e non si poteva sostituire a tratti, ma bisognava sostituirlo tutto. Per cui abbiamo creato queste due ali laterali sul ponte, in maniera che in teoria con andata e ritorno poi la gente prendeva un po' come voleva, però faceva sì di attraversare il ponte comunque ritenerlo fruibile, perché sarebbe stata una cosa impossibile chiudere il ponte. Quando è stato fatto ai tempi che furono era stata costruita una passerella laterale, però oggi con tutto il trasporto acqueo che c'è era impensabile quella soluzione, per cui siamo riusciti a inventarci queste due ali laterali che hanno fatto sì che il ponte restasse aperto nonostante appunto i lavori del restauro abbastanza importanti. Sempre sull'aspetto della particolarità della nostra città, bisogna tenere conto che c'è sempre più attenzione da parte del pubblico di mitigare i nostri cantieri,
Cioè, siccome il nostro mestiere impatta sulla città, indubbiamente i cantieri, gli assiti, le impalcature impattano sulla città, è stato più volte chiesto di riuscire a modificare e cercare di impattare il meno possibile il nostro mestiere nella città. Un altro degli esempi diciamo più importanti che sono stati negli ultimi anni è l'intervento in piazza San Marco. L'intervento in piazza San Marco è stato molto impattante perché era una serie di cantieri all'interno della piazza più importante di Venezia e che aveva creato insomma non poco scontento anche per l'amministrazione e per tutti i negozi e chi frequentava la piazza e gli operatori della piazza, e si è riusciti a mitigare appunto i cantieri in questo modo, cercando delle cose, e anche questa foto è sintomatica delle richieste del governo. Nel senso, questo è il 25 aprile e il prefetto, io stavo facendo gli interventi di impermeabilizzazione dei cunicoli della piazza e questo era il nostro cantiere, il prefetto mi ha chiamato e ha detto non penserai mica che alziamo la bandiera con l'impalcatura dietro, ha detto mi crei, e ci siamo inventati di mettere la bandiera italiana, almeno così non spostavamo tutto il cantiere, perché poi anche questo, l'idea di poter spostare il cantiere era infattibile. Questo poi mi fa pensare a un'altra cosa che sta succedendo abbastanza a Venezia nella trasformazione del nostro lavoro, che è la pubblicità sulle impalcature, che è un tema molto, a mio avviso, anche un po' delicato, perché può impattare in maniera importante nella città. Queste sono opere molto visibili, molto importanti, peraltro questo è uno di quegli interventi con l'art bonus che ha avuto anche un ritorno di immagine importante e ha avuto un finanziamento importante. Anche il Ponte dell'Accademia è stato parzialmente finanziato da Lux Ottica, che però non ha voluto nessuna pubblicità, niente. Però questo apre il tema se è il caso o meno di passatemi il termine, sfruttare la città e l'immagine di Venezia per finanziare gli interventi, che è un tema molto delicato a mio avviso e che potrebbe appunto prendere un piede un po' troppo impattante proprio come immagine, perché Venezia appunto non sai mai se quale delle due strade è più corretta, nel senso indubbiamente si portano a casa denari che possono servire al restauro, però fin dove ci dobbiamo spingere per fare queste cose. Si parlava prima del Mose. Il Mose secondo me appunto ha delle implicazioni di vario genere, ha avuto un impatto importantissimo nella città, perché è inutile nasconderlo, ci ha risolto un problema che avevamo da sempre. Chi di noi non si è alzato di notte a tirar su qualcosa oppure alla mattina andava a scuola o in giro con gli stivali? Oggi questo è stato dimenticato completamente. Anche il suono delle sirene che non c'è più, sembra di no, ma io mi ricordo mia nonna che aveva fatto la guerra diceva che gli prendeva ancora l'ansia della sirena alta. Questo fatto adesso si sta anche quasi dimenticando che c'era la quarta, è una cosa strana. Però nella trasformazione del lavoro edile, il Mose ha avuto un effetto nel settore delle nostre imprese marittime. Le nostre imprese marittime, diciamo che erano più che altro delle imprese dedicate agli scavo dei canali e al trasporto della sabbia e della ghiaia, fondamentalmente. Con l'avvento del Consorzio Venezia Nuova e delle opere del Mose, che non sono solo le opere della barriera, ma sono anche tutte le opere della barena e tutte le opere relative al rialzo delle rive e allo scavo dei canali, si sono trasformate in aziende molto tecnologiche, molto sviluppate, molto strutturate a livello industriale, al punto di essere aziende che vengono richieste in tutta Italia per lavorare in varie occasioni. Cioè le imprese marittime della provincia di Venezia, che poi sono quasi tutte di Chioggia, diciamo,
sono delle aziende che sono ormai a livello nazionale dei player importantissimi nella manutenzione, per cui anche questo è stata una delle trasformazioni che sono avvenute in questi anni nel nostro settore, nel nostro lavoro. Si parlava prima della manodopera, che è il cruccio, diciamo che è il mio cruccio, nel senso che la mia preoccupazione è cosa faremo tra un po' di anni quando abbiamo dei problemi proprio di uscita di personale. Il personale oggi capace di eseguire certi lavori è facilmente, dai dati che abbiamo, si può leggere facilmente che uscirà nei prossimi 5-10 anni, usciranno quasi tutti quegli operai che oggi stanno tra i 55 e i 60 anni e che sono capaci di fare di mettere quel mattone sopra l'altro con le tecniche e i modi che noi vorremmo che fossero sempre eseguiti. I dati che abbiamo sotto mano intanto ci dicono che già nel 25 gli stranieri hanno superato gli italiani come numero, in percentuale dei lavoratori del nostro settore. Tengo a precisare, questo non è che sia un problema perché sono stranieri, non è quello il tema. Il tema è la formazione, perché mentre c'è, come dicevo, un'uscita importante, vai dalla slide dopo, c'è un'uscita importante di lavoratori appunto sopra i 60 anni e c'è un ingresso altrettanto importante di giovani sotto i 30 anni. E questo è un segnale anche positivo da un certo punto di vista, però ci apre un tema che è la formazione e che è una formazione specializzata che non è così facile mettere in campo, non tanto perché tipo la nostra associazione ha una scuola, ma quanto la voglia da parte di queste persone di imparare un mestiere e di evolversi nel percorso da muratore semplice arrivare a muratore specializzato, cioè nel senso c'è un problema proprio di mentalità, di voglia di imparare e di voglia di crescere, cosa che devo dire, io che vengo da una famiglia appunto di muratori da sempre, c'era una tradizione di padre e figlio. Io mi ricordo situazioni dove avevamo in cantiere il papà, il figlio, il cugino, c'erano delle piccole famiglie che erano gli operai della nostra azienda, cosa che adesso, anche ne parlavamo prima, è anche giusto che non sia più così, perché tu vuoi che tuo figlio cresca e si evolva in maniera più importante, però questo sta creando un problema veramente grossissimo a mio avviso, cioè i figli dei miei operai non vogliono fare i muratori. Raccontavo scherzando che ho trovato un mio operaio storico albanese per strada che era con suo figlio, questo bel ragazzotto grande e grosso, gli ho detto me lo porti in cantiere, mi ha detto no, si è appena iscritto all'università a fare l'ingegnere, per cui non viene da te. E questo è un problema che avremo, e dico, viene sottovalutato perché se il 40-50% degli italiani uscirà dal lavoro entro il 27 è domani, cioè nel 2027 la metà degli occupati che aventi un'età tra i 55 e i 60 uscirà dal mercato del lavoro, e questo è una cosa tragica, cioè che può comportare veramente un problema grossissimo del nostro settore. La provenienza degli operai, anche questo è un dato che si sta evolvendo abbastanza velocemente ultimamente, rispetto a una volta che la manodopera principale veniva dai paesi dell'est. Oggi la maggior parte degli ingressi nuovi vengono dal mondo del Nord Africa, egiziani e marocchini, e abbiamo notato un aumento percentuale altissimo del 200%, poi numerico è molto meno, però è
motivi, di indiani. Per indiani si intende anche il Bangladesh, tanto per capirsi, perché è un'etnia che sta prendendo piede molto, molto forte, trasportata, diciamo trascinata dai lavoratori di Fincantieri, però stanno arrivando anche in edilizia questa etnia. E questo appunto continua a essere uno dei temi fondamentali del nostro mestiere, perché poi si intreccia con la formazione, ma anche con l'integrazione culturale, con la lingua e con tutto quello che poi la lingua è legata alla sicurezza, per cui c'è tutto un mondo dietro che bisogna guardare con grande attenzione, perché credo che questa sia la trasformazione che negli ultimi anni è stata più veloce e forse anche più sottovalutata. Nel senso, si è un po' diciamo perso questa attenzione nella formazione. Forse faccio un'autocritica anche a noi costruttori, che presi dalla necessità di fare il cantiere, di andare veloci, si è persa l'abitudine di insegnare. Io mi ricordo sempre, perché scusate se porto gli esempi della mia azienda, ma avendo appunto 100 e passa anni in storia, io non tanti, ma insomma un po' ne ho anch'io ormai, vedevo il capo cantiere che insegnava al ragazzo. Oggi ammetto, io non ho tempo, non glielo faccio insegnare perché non c'è tempo, i costi sono troppo alti per potersi permettere la formazione in cantiere, che era l'unica formazione corretta che si poteva fare, perché era lì sul campo dove si imparava veramente. Oggi i ritmi del lavoro, i costi e i prezzi ti impongono una velocità che ci sta però facendo perdere la professionalità che avevamo una volta, e questo credo che dobbiamo anche noi come costruttori farci carico. Edile a Venezia secondo me significa sì prendersi cura della città, ma anche non solo dei suoi edifici, ma della continuità storica, economica e sociale. È una responsabilità che credo che noi come costruttori dell'ANCE siamo disponibili a prenderci, ad affrontarla con la competenza che credo come organizzazione abbiamo, ma soprattutto con l'orgoglio del nostro mestiere, che io ritengo il mestiere più bello del mondo, e con un minimo di visione per quelle cose che dicevamo prima sull'innovazione, su quello che si può fare per rendere il nostro settore un po' più attrattivo e riuscire a riprendere un attimo le persone all'interno del nostro sistema. Spero di essere andato abbastanza veloce. Se siete d'accordo di dare la parola a Guido, che probabilmente interloquisce con quello che è stato detto, e poi lascerei la parola a voi per domande, riflessioni e osservazioni finali su entrambi gli interventi. Allora, ho apprezzato molto tutto quello che ha detto Giovanni, bravo, grazie, ho preso anche degli appunti, insomma, perché ci sono che Giovanni, anche se lavoriamo studiati entrambi nell'edilizia, in realtà lavoriamo in due settori complementari. Lui viene prima, io arrivo dopo. Io sono un po' più specializzato, è una delle scelte che ho fatto durante la mia esperienza, mi sono più specializzato nelle finiture, nel completamento della casa, dell'edificio, del palazzo, del museo, quello che volete. Mentre Giovanni pensa più alle strutture, pensa a far star su l'edificio, a dare i servizi fondamentali e così via. Questa sera vi racconto, io mi sono preparato ovviamente, perché sono stato chiamato un po' all'ultimo come sorpresa, ma è il mio modo di essere, di non prepararmi, spero di non dire troppe cose sbagliate. Comunque, quello che vorrei trasmettervi è forse la mia esperienza. Noi abbiamo cominciato facendo un muratore, doveva essere laureato in architettura, prima padre mi ha detto vai a lavorare perché sennò ti dicono che Gesù Cristo è morto di freddo, e da lì mi si è aperto un mondo, ho capito che non dovevo più fare l'architetto e lavorare nell'edilizia, quella era la mia strada. Nel 2001, circa 25 anni fa, con l'Unisve, che è la ditta
rappresento, io sono amministratore, ho cominciato come un semplice muratore a lavorare stuccatore. UNISVE vuol dire Unione Stuccatori Veneziani. UNISVE si forma per mantenere vive le tradizioni veneziane, le tradizioni diciamo artigianali, perché quando io sono arrivato non avevo capito che l'edilizia è artigianato. Poi negli anni ho capito che in realtà noi parliamo di edilizia, ma è l'artigianato non è anche quello che fa la maschera o che fa la collana o che realizza il gioiello e così via, ma l'edilizia è artigianato. Se non ci sono dei bravi artigiani che lavorano all'interno dell'edilizia, l'edilizia non si sostiene, sia gli artigiani delle strutture che artigiani delle finiture. E questa è la cosa, secondo me, che tante persone ancora non pensano. Quando c'è una mostra sull'artigianato, avete mai visto un muratore, una foto di un muratore o una foto di un falegname? Forse ecco, un intagliatore può essere che ci sia, ci può essere qualcosa, ma gli artigiani non è quello, come ha detto Donatella. La vita di Giovanni è una vita artigiana che si forma all'inizio del Novecento. È quello, cioè l'artigianato è... Vabbè, mi fermo. Poi l'UNISVE nel tempo ha fatto tante scelte che si sono un po' adeguate, quindi oggi, pensando a quello che devo raccontare e come si è evoluto il mercato, posso dirvi come si è evoluto il mercato del mio settore, quello delle finiture, negli ultimi 25 anni. L'unica scelta a cui non abbiamo rinunciato è quella di rimanere fedeli alle tradizioni veneziane. Perché? Perché le tradizioni lavorative si erano costruite sulle necessità di Venezia, quello che diceva Giovanni all'inizio del sale, di tutte queste problematiche che in qualche maniera a cui noi dobbiamo avere a che fare tutti i giorni. Sono delle cose, il fatto dei movimenti, degli assestamenti, sono cose che sono costruite dentro la tradizione, cioè sono inserite dentro la tradizione del costruire veneziano. E noi che siamo stuccatori, poi abbiamo cominciato come stuccatori 25 anni fa, poi ci siamo evoluti e abbiamo ampliato molto il nostro settore, però rimanendo sempre fedeli. Questo negli ultimi anni ci sta premiando perché a Venezia, che è un polo attrattivo, sta attraendo un sacco di nuovi designer che vengono in giro da tutto il mondo per realizzare alberghi, edifici, cose particolari, opere d'arte, e alla fine cosa scelgono? Scelgono di lavorare con le persone locali, quelli che hanno sempre lavorato e vogliono rivedere un po', cioè lavorare con le tradizioni, con il mondo tradizionale veneziano, però con il loro design. E quindi questo porta a un arricchimento anche per gli operatori, per noi artigiani. E quindi questa scelta per noi è stata vincente. Il problema della manodopera è un problema fondamentale, un problema che giustamente Giovanni ha ripetuto tante volte. Noi ci siamo arrivati un po' col tempo formando internamente le persone. Questo è una cosa che però non può fare un singolo artigiano, non può fare un falegname singolo o una ditta artigianale con 1, 2, 3 persone, perché non hanno le forze, perché quando uno viene a bottega ancora non produce, non si porta a casa uno stipendio intero, però lo Stato italiano giustamente tu devi da pagargli uno stipendio intero, devi dargli i contributi e devi rispettare tutte le normative della legge per la salute e la tutela di queste persone. Tutti questi costi non sono sostenibili, quindi ci sono tantissimi bravi artigiani, anche giovani, che non ci pensano neanche lontanamente a mettersi insieme con qualcuno. Lo Stato poi vieta a 2 artigiani di lavorare, avere 2 ditte separate e poi di lavorare insieme. Appena li becca, li denuncia, perché quello è un modo di evadere il fisco. Quindi ci troviamo davvero che chi ha delle competenze, chi potrebbe insegnare, non può, perché non c'è la possibilità. Cioè, noi cosa abbiamo fatto? Adesso siamo tanti, adesso io ho 50 dipendenti a tempo indeterminato,
e questo mi permette ogni anno di acquisire 2 o 3 persone sotto i 30 anni che sono un po' attratti da questo lavoro e così, e quindi mi permette di mettere a bottega e loro piano piano imparano. Poi cosa ho avuto negli ultimi anni che mi ha colpito e mi è servito e ha arricchito moltissimo la mia azienda? Che il fatto di essere diventati un polo di raccolta, no? Quindi dove c'erano un gruppo di persone che lavoravano insieme, lavoravano insieme in maniera serena, artigiani che ci giravano intorno, hanno iniziato a pensare che dire, ma sai, fare l'artigiano alla fine non è che mi porta a casa più di uno stipendio. Ho detto, beh, potrei farmi assumere. E così io all'inizio dicevo, ma un barbista nella mia azienda, chissà se riuscirò a fare abbastanza lavori. Adesso ne ho 2 di barbisti. Abbiamo acquisito un fabbro, abbiamo acquisito un duratore, abbiamo acquisito anche degli stuccatori. Però abbiamo acquisito persone che venivano da fuori e quindi portavano un bagaglio di esperienze diverse dalle nostre, e questo ha portato a un arricchimento dell'esperienza, perché queste persone arrivano e in qualche maniera noi, per quello ci chiamano delle volte, diciamo che sono un po' cari, noi ci prendiamo il tempo per insegnare alle persone giovani e per spiegare cosa succede nel processo lavorativo, e questo delle volte aumenta leggermente i costi che ricadono sul committente, però per fortuna lavorando per committenti che possono permetterselo possiamo chiedere il giusto. Questo porta a un insegnamento, una crescita personale delle persone che dopo 2 o 3 anni possono già produrre veramente, e il fatto di aver acquisito nel tempo un fabbro e altre figure professionali, adesso ultimamente sto pensando di assumere un giardiniere per farvi capire, e ha portato a un arricchimento enorme, perché le professioni diverse si contaminano, perché metodologie che usa il fabbro possono essere utili allo stuccatore, oppure insieme il fabbro e lo stuccatore si formano, si fanno il ferro da stucco insieme, se lo costruiscono, si arricchiscono, e questo ha migliorato e ha reso più divertente e simpatica la situazione. Nel tempo noi abbiamo voluto comunque, abbiamo un po' seguito, no? E cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo scelto di seguire un po' una scelta comoda forse, cioè di badare sempre alla nostra città, quindi di far lavorare come servizio verso la nostra città per conservarla, facendo anche il 2% del nostro fatturato lo dedichiamo a lavori che facciamo gratuiti per la signora Rossi che non può permettersi il nostro lavoro, o per la parrocchia a cui crolla un altare e così via, cioè dedichiamo un po' del nostro lavoro, perché noi riceviamo da Venezia, in qualche maniera andiamo indietro, ma questa è una scelta sociale che abbiamo fatto noi, ma abbiamo scelto di seguire un po' i clienti più ricchi, che in qualche maniera cercavano di avere la Venezia, cercavano le tradizioni veneziane e quindi e questo ci ha permesso di rimanere insomma con certi budget che ci hanno permesso di crescere però la nostra storia è cambiata anche in base a scelte esterne, per esempio noi adesso abbiamo un bel laboratorio che sta tra San Barnaba e Santa Margherita vicino al Ponte dei Pugni, e siamo lì perché il proprietario del fondo ha deciso di affittare un artigiano e ha aspettato 2 o 3 anni prima di affittare quel posto. Noi dopo, quando è mancato questa persona, abbiamo dedicato la nostra sala principale a quest'uomo come segno, perché se quest'uomo non decideva di affittare a una ditta artigiana questo posto che era sempre stato artigiano dalle sue origini, noi non avremmo avuto questa possibilità di sviluppo, non avremmo avuto questo laboratorio grande, siamo in uno spazio di circa 400 metri nel cuore di Venezia, non ha il flusso di turisti che passa davanti perché è una fondamenta cieca, ma a noi va benissimo, siamo in centro e possiamo lavorare. Lì avrebbero potuto benissimo fare una sala espositiva, un ristorante e un supermercato. Ecco, aveva avuto varie offerte, ha tenuto 2
cultura, come un po' quello che è successo vicino a casa tua, a San qua vicino, no? Che ha deciso un proprietario di fondo di negozio che ha deciso di affittare a un servizio, diciamo, per noi alla fine siamo un servizio per Venezia. Questo, l'altra cosa che forse noi abbiamo e ci vorrebbe un po' più nell'edilizia, il fatto di essere attrattivi, perché noi alla fine abbiamo tutta fuffa, no? Lavoriamo nei musei, una fuffa però, cioè, lavoriamo nei musei, abbiamo questi bellissimi restauri, no? Quando mettiamo su queste cose, quindi è facile che i giovani abbiano voglia, ci chiedono di venire a lavorare, quindi questo ci permette di fare una selezione e di prendere quelli più bravi. In più ci sono delle scuole di restauro. Ci sono delle scuole, 2 scuole a Venezia di restauro, e poi ci sono delle università in giro per l'Italia e anche nel Veneto. Per quello che riguarda i fabbri, i falegnami, i muratori, ci sono delle scuole, però bisognerebbe tirarle un po' su, bisognerebbe per falegnami e fabbri non ci sono scuole. Quindi abbiamo delle lacune, in più in qualche maniera dobbiamo trovare un modo per spiegare quella comunicazione, per comunicare ai giovani che alla fine il lavoro è un lavoro di soddisfazione. Io ho lavorato 4 anni facendo un muratore e ho imparato da dei muratori kosovari nell'ambito di Treviso, restauravo chiese. Mi divertivo un sacco, cioè è un bel lavoro, è ricco di soddisfazioni, cioè è, come dire, io ho studiato e così, ma era bellissimo. Quindi secondo me è molto meglio che stare a servire in un bar o fare assistenza dei turisti. Qui mi taccio e aspetto delle domande e un confronto. Io credo che sia stato veramente molto chiaro e molto utile questo tipo, entrambi gli interventi. Avete messo sul tappeto non solo la vostra esperienza, ma il fatto che rispetto a queste cose occorre una strategia. E qui torniamo a una delle questioni che abbiamo sempre affrontato all'interno di questo ciclo e anche dei precedenti, e cioè che in fondo a Venezia quello che ci è mancato negli ultimi anni è proprio una strategia complessiva rispetto a questo. Non c'è dubbio che rispetto agli artigiani, che è una delle questioni che come progetto rialto, perché uno dei temi che ciascuno di voi può porci è ma perché fate tutte queste cose, cosa c'entra con Rialto? Quando noi abbiamo cominciato ormai molti anni fa ad avviare questi cicli di lezione, uno dei temi fondamentali è stato quello di ragionare su questioni di insieme. Parlare di Rialto era sicuramente il nostro obiettivo, quello della salvaguardia del mercato, sostanzialmente, salvaguardia e sviluppo del mercato, e quindi di un luogo centrale a Venezia, ma contemporaneamente ci siamo resi conto che parlare di Rialto significava parlare della città, inevitabilmente è sempre così. Oggi che siamo nelle soglie delle elezioni, credo che questo input lo sentiamo tutti in modo particolare, indipendentemente dalle propensioni politiche. Lasciamo perdere, uno può votare una cosa o un'altra, ma questo tipo di questioni ce l'abbiamo, credo, lo viviamo sulla nostra pelle. Il tema che di fondo è proprio quello delle strategie d'insieme rispetto alle quali queste questioni poste dall'uno e dall'altro e anche delle interrelazioni fra strutture, aziende nel caso specifico, che stentano a mettersi in relazione fra di loro, è uno dei temi, a me pare, assolutamente importante, che ci condiziona e che dovremmo essere capaci di far parlare di più. Detto questo, io lascerei la parola a voi, mi piacerebbe che ci fossero degli interventi, su questo abbiamo cercato sempre di aprire al massimo. Prego, vieni qui perché se no non c'è. Io ho preso sempre questi incontri come occasioni per parlare, per discutere, per cui magari sono un po' più improvvisato della cosa. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento di oggi perché ha messo in luce una cosa di cui parliamo sempre, però non ci fermiamo. E la parola che mi ha più colpito è la sottovalutazione. Dire che
del turismo come che sia pervasivo e che è determinante per tutta l'economia. E poi inseguiamo il sogno di nuove filiere produttive che portano lavoro a Venezia. Oggi abbiamo capito un po' di più che l'edilizia è uno di questi settori. Io mi ricordo un vecchio libro all'universitario Donatello, ti ricordi che tu cicloedilizia mi diceva quando va bene l'edilizia va tutto bene, e un po' questo è il tema. Però appunto sottovalutazione perché questo comporta problemi anche, soprattutto in settori come l'edilizia, dove la caratterizzazione forte che abbiamo letto oggi è quella che la manodopera manca e viene da fuori, tanto da fuori. Un po' lo stesso tema, faccio un parallelo tra questo, per esempio alla Fincantieri, dove altri lavori vengono suppliti da manodopera esterna. Allora, questo io metto a fuoco un problema in particolare. Tutta questa gente, gli edili, ma anche gli operai della Fincantieri, poi sono la nuova, è l'aggiunta alla città di Venezia come forza lavoro e come popolazione. Oggi a Mestre dicono che il 20% sono extracomunitari, e però vengono un po' lasciati al loro, cioè hanno il lavoro sì, però poi devono trovarsi la casa, devono trovarsi i servizi. E qua torna la cosa alla domanda, perché appunto si è sottovalutato l'impatto di questo fenomeno, di questa trasformazione in questi settori. E allora la domanda è molto semplice, è quella di dire cosa chiediamo oggi all'amministrazione. Certo, formazione magari non è un compito dell'amministrazione comunale, ma magari deve trovare una risposta a livello di pubblico, regionale piuttosto che nazionale. Ma quello che riguarda casa, servizi e quanto altro, si possono chiedere alla nuova amministrazione? Un po' questa è la domanda, nella logica della strategia di cui parlava Terra Calabria prima. Rispondo un attimo velocemente perché il tema posto è fondamentale e sarà il tema dell'assemblea nostra dell'11 giugno sull'abitare, che è proprio uno dei temi, è l'abitare nel senso più ampio. Dobbiamo trovare il modo di costruire a meno costo, perché se no non è affrontabile dalla maggior parte delle persone, ma il tema è importante, è quello di trovare le abitazioni per questi nuovi lavoratori che arrivano. Noi come ANCI abbiamo un programma con la Tunisia di formazione in loco, li formiamo, gli insegniamo minimamente l'italiano, ma poi abbiamo riscontrato il problema proprio di portare questa manodopera in Italia perché mancano le case per queste persone, perché queste persone intanto è inutile che facciamo, se siamo tutti molto democratici, poi però nel nostro pianerottolo non li vogliamo, per cui poi c'è anche il problema di dove metterli, ma soprattutto c'è un problema fondamentale che le abitazioni che mancano a livello di un operaio che anche si guadagna 1.500-1.600, un terzo, il famoso un terzo non ce la fa, perché a 400-500 euro non a Venezia, che è inutile neanche porsi il problema, ma nemmeno a Mestre si trova più la casa d'affitto. Per cui questo tema dell'abitare, delle abitazioni per i dipendenti è uno dei temi centrali, perché finché sono poi io credo che bisogna farli abitare anche in maniera decente, perché purtroppo lo sappiamo, i lavoratori del Fincantieri del Bangladesh vivono in 18 in 60 metri quadri, per cui bisogna stare attenti. Per cui questo è un tema sicuramente da porre a qualsiasi amministrazione, forse anche allo Stato, perché ci sono anche tutta una serie di regole che impediscono poi di fare delle cose, perché per esempio se noi diamo un'abitazione a un dipendente è un benefit, e per cui viene tassato a noi e anche al dipendente, per cui è un problema nazionale, poi non è più solo un problema locale, ci sono un sacco di regole come sempre nel nostro paese che impediscono di fare, io dico delle volte che ci impediscono di fare cose intelligenti. Rispondo velocissimamente e solo sull'ultimo punto. Io ho dovuto risolvere questo problema
perché ho tipo per dei lavoratori che vengono da Trieste o così, quindi ne abbiamo preso in affitto due case che abbiamo trasformato in foresteria e andiamo a prezzi calmierati ai dipendenti. In più offriamo gratuitamente, perché abbiamo stagisti che vengono dalla Francia o da lontano, offriamo gratuitamente l'alloggio per quel periodo che lo svolgono. Come diceva Giovanni, viene tassato sia il dipendente che noi e non è deducibile. Però noi tanto per fortuna, grazie, come dire, ai ricchi o che ci pagano delle volte delle faccende leggermente più, non così perché abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo adesso, però su certe cose possiamo chiedere un po' di più e grazie a questo possiamo permetterci anche di affittare dei costi e darli sotto costo, per risolvere questo problema della migrazione. Ringrazio per questo incontro che mi ha interessato moltissimo e volevo aggiungere qualche cosa. Sono stata più volte nell'officina Zanon, che sicuramente tutti conoscete, e parlando con i signori ormai anziani Zanon, il discorso era riferito al fatto che loro non hanno giovani che possono continuare, magari l'hanno risolto, non avevano giovani che possono continuare l'attività dell'officina. Tra le visite che facevo a loro per una serie di ragioni dell'UIUAV c'erano anche degli studenti, portavano gli studenti, oppure c'erano gruppi di studenti che venivano, per esempio l'ultimo credo sia da Monaco di Baviera che è andato qualche giorno fa. Ecco, qual è l'approccio che viene trasmesso in quella circostanza? È un approccio tutto legato a Scarpa, alla produzione artistica, ma non all'artigianato che consente alla lavorazione artistica di diventare poi elemento concreto. E loro, interpretavano e noi interpretavamo questa lettura al posto invece di un'altra possibile lettura che era quella che questo è un mestiere trasmissibile perché è un mestiere di artigianato artistico. Io sono una frequentatrice dell'Alto Adige che amo nonostante molti suoi palesi difetti, però in generale la cosa che io noto e apprezzo è che i giovani fanno agricoltura, che è un altro artigianato, cioè se c'è qualcosa che non è industriale in Alto Adige è tipo di agricoltura che viene fatto. Poi fanno falegnameria, fanno messe di sci, ma in generale quell'attività che fanno o in agricoltura o in falegnameria ha delle caratteristiche che sono interessanti, che sono la legittimazione e la retribuzione. Allora spostiamoci adesso sulla singolare e quindi quella comunità prosegue sicuramente, non so i finanziamenti che prendono ancora l'Alto Adige, quanto sono, sempre non lo so, però certamente la società altoatesina, le comunità altoatesine sono in generale, in grado di trasmettere il futuro della loro identità alle nuove generazioni, perché questo si basa su una possibilità di una vita buona, degna, economicamente soddisfacente. Quello che io credo sia molto interessante di quello che è venuto fuori oggi, che io non conoscevo, quindi vi ringrazio che lo conoscete benissimo, per me è un po' una novità, è il fatto che esiste un futuro dentro questi mestieri, dentro questa forma di attività, ma forse c'è un problema di comunicazione, di connessione, di collegamento. Io non so quanto prende un neolaureato di primo impiego architetto, penso 1.200, 1.000, 1.100, uno stipendio per esempio. Però non credo che ci sia all'interno dell'UIUAV, da dove io vengo, una comunicazione efficace sulle possibilità che una formazione all'interno di quelle particolari forme di artigianato che sono specifiche di Venezia, che non credo che ci sia una formazione o una comunicazione attrattiva per i neolaureati che potrebbero trovare forse sbocchi anche più idonei alle personalità magari più legate al fare, piuttosto che quelle legate all'inventare, chiamiamolo come vogliamo, il progetto, la storia. Allora mi chiedevo appunto, anche perché mi pare di aver inteso che lei è presidente dell'ANCE di Venezia, quali sono le forme di collegamento, di connessione che potrebbero portare a una
trasformazione di Venezia in qualche modo in una scuola di formazione, perché la singolarità di Venezia, per esempio rispetto al tema del restauro, è in grado per conto mio di segnalare, di prospettare un modo di intendere l'intervento di restauro che potrebbe avere dei significati più ampi che riferiti all'ambito lagunare. Quindi, tra le offerte che Venezia potrebbe fare, potrebbe essere anche quello, no? Di accogliere e instradare una comunicazione, una trasmissione di un sapere che a Venezia è necessario, ma che altrove potrebbe essere opportuno, utile, diversificante. Grazie. Allora, non è facilissimo rispondere, nel senso che sicuramente il sapere del restauro è utile a Venezia, ma è utile, come dicevo anche prima, in tutta Italia, perché poi l'Italia è un paese, diciamo forse l'unico paese, sì, la Francia un po', ma noi abbiamo insomma una quantità di beni culturali e di beni da restaurare che credo nessun altro paese abbia, per cui l'esperienza veneziana può essere sicuramente esportata in altre situazioni. Il problema dell'attrattività del nostro mestiere, dividendo poi il mestiere fisico, cioè del muratore, passatemi il termine, dal tecnico. Mentre il tecnico riusciamo ancora a averlo, poi dobbiamo formarlo, perché io, visto che lei, se non sbaglio, professoressa, ho sempre una polemica con lo IUAB che forma degli architetti che quando escono Dio ce ne scampi e liberi. No, bisognerebbe che parlassimo di più noi con voi. Adesso ho fatto una convenzione per il centenario dello IUAB, ci ho pure messo dei soldi, speriamo che l'Unione ci dia la possibilità di avere un rapporto più stretto con l'università, perché i tecnici li troviamo ancora per un po' si riescono a trovare, perché torniamo al discorso che faceva anche Guido, c'è un'attrattività diversa, lui fa un mestiere che è considerato, i suoi operai si sentono, passatemi il termine, superiori ai miei muratori, perché il muratore ormai è diventato l'ultimo della scala evolutiva del lavoro. L'agricoltore, che era prima, era peggio, poi con la bioagricoltura, cioè qua faccio una colpa alla nostra categoria che non è riuscita a trasmettere, perché la bioagricoltura ha portato sull'agricoltura, Masterchef ha portato sul il cuoco in mezzo alle pentole sporche all'odore dell'olio fritto, non voleva farlo nessuno. Da quando c'è Masterchef la scuola qua a Jesolo è piena e vogliono fare tutti gli chef, cioè c'è un problema di comunicazione indubbiamente sul nostro mestiere. Quel discorso che aveva iniziato lei su Zanon, che è un maestro dei fabbri, purtroppo ha ragione, è sempre stato visto Zanon come il fabbro di scarpa, però lì i due credo che abbiano superato i 90 anni entrambi, io credo che abbiano più di 90 anni, se non tutti e due, 1,88 infatti, e anche loro però non sono riusciti, perché anche il fabbro è un lavoro pesante, indipendentemente, cioè i giovani, adesso mi secca perché ho compiuto 65 anni e sembra che sia anzianissimo, ma insomma i giovani non hanno più voglia di far fatica, non so come dire, non è una fatica, è un aspetto che questo lavoro, siccome rovina le mani, è pesante, non è attrattivo, fanno più volentieri altre cose, infatti i tecnici riusciamo ancora a averli, perché, come dicevo prima, l'utilizzo della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, di queste nuove tecnologie, li sta riportando nel nostro mondo, perché per un periodo avevamo il problema anche sui tecnici. Poi, effettivamente, la digitalizzazione anche del nostro mestiere sull'aspetto tecnico ce li ha riportati dentro. Facciamo ancora molta fatica a portare gli operai, cioè chi lavora fisicamente in cantiere, che capisco, perché il nostro mestiere è caldo d'estate, freddo d'inverno e almeno 25 kg li devi alzare. Purtroppo così è. Nelle slide che ho fatto scorrere ho saltato una che è l'esoscheletro,
che è un'altra delle tecnologie nuove che stiamo cercando di sperimentare proprio per la movimentazione dei carichi, proprio perché c'è un problema sia di normativa, che non puoi alzare di più di 25 kg, ma può capitare in cantiere che tu debba alzare più di 25 kg, perché ci sono delle strutture che pesano di più, c'è poco da fare e devi alzarle, magari più di 2 non riesci perché la dimensione non permette. Allora anche questo sta cercando di aiutare il nostro mondo a fare dei passi avanti, però purtroppo resta ancora visto, dovremmo fare il master muratore, cioè per riuscire a essere più attrattivi. Potrebbe essere davvero uno spunto, e all'università bisognerebbe chiedere di portare, cioè anch'io quando ho fatto architettura stavano facendo i lavori del tutto d'ufficio, ma non mi hanno mai portato in cantiere a vedere i lavori. Quindi l'ho sperimentato, sì, poi mio padre era architetto e quindi ho potuto frequentare un po' i cantieri, una mano, ecco, poi mi ha stradato così. Cosa sta succedendo adesso? Per esempio noi abbiamo la fortuna di accogliere 6-7 studenti all'anno di architettura che vengono da noi proprio per fare l'esperienza di cantiere. Quindi c'è un passaparola, si sono detti tra uno e l'altro, ci sono stati i professori che hanno un po' spinto per questo, ma poi c'è stato tutto un passaparola, quindi questo riconosce quello, e vengono e lavorano in mezzo agli uomini, fanno questo. Naturalmente devo fargli fare i corsi sulla sicurezza, a mio carico, perché non esiste, i corsi che fanno sono quelli di 4 ore, e oltre tutte dargli le dotazioni di sicurezza e così via, però penso, quanto io architetto e loro futuri architetti, che sia fondamentale. Poi tante volte fanno questa esperienza per poi capire un attimo la cultura del cantiere e poi andare a fare l'architetto, non è che si innamorano, fanno un muratore, però ci può essere che qualcuno si innamori, bisognerebbe spingere, rendere effettiva, rendere obbligatoria per ogni muratore, come un dirigente deve andare a servire al banco della grande azienda, no? Come dicevano Starbucks, che il dirigente andava a fare l'esperienza di una settimana. Così lo stesso un futuro architetto dovrebbe fare alcuni mesi in cantiere, secondo me. A questo proposito, le scuole di architettura francesi non sono sicuramente un esempio per molte delle ragioni. Ho sempre sostenuto che le scuole di architettura in Italia sono migliori di quelle francesi, però in Francia è obbligatorio fare lo stage in cantiere. Uno studente di architettura, un certo numero, credo che il primo anno e poi il terzo, adesso non ricordo esattamente, ma insomma ci sono dei vincoli abbastanza precisi per i quali lo studente di architettura deve fare lo stage in cantiere. Io ospito, infatti 2 all'anno di solito. Mandameli anche a me. Ci sono altre osservazioni o domande? O commenti di vario genere? Alzato la mano? No. Beh, se non avete altri commenti da fare, vi ringrazio di essere stati presenti. Vi ricordo che la prossima lezione, che è l'ultima del ciclo e che riguarda come cambia il lavoro, ma questa volta in termini di investimenti in terraferma e anche a Marghera, sarà all'M9, con una scelta un po' ardita per essere veneziani. Abbiamo deciso di fare anche una cosa a Mestre. E quindi si terrà il 19 di maggio all'M9 alle 17:30 come sempre. Sarà Stefano Micelli a fare la lezione. Lui sta lavorando in particolare a come cambia il lavoro a Venezia, intesa come Grande Venezia o Venezia metropolitana, e quindi anche in terraferma, prendendo in considerazione anche Marghera, che come sapete, credo lo sappiate tutti, lo leggerete nei giornali come sto leggendo io, in questo momento è molto discussa da questo punto di vista. Si parla di depositi, si parla di terre rare, si parla di tante cose. Il tentativo è di capire se davvero sta cambiando anche Porto Marghera e in quale direzione, come implica, che tipo di impatto ancora una volta avrà su questa città.
a tutti.